La laguna, dicevamo, è un ambiente naturalmente eutrofico, è un ambiente molto ricco in cui in primavera moltissime specie ittiche entrano dalle bocche di porto per sfruttare la grande ricchezza delle acque e il fatto che si scaldano più velocemente di quelle di mare. I primi abitatori della laguna di Venezia hanno imparato immediatamente a sfruttare questa ricchezza per raccogliere i pesci, i molluschi, i crostacei, quindi le specie ittiche di cui si nutrivano. In realtà durante l'inverno, nella fase quindi diciamo sfavorevole, diventa molto più difficile trovare delle specie che rimangono all'interno della laguna, ma una delle specializzazioni appunto degli abitanti della laguna di Venezia è stata proprio quella di riuscire a sfruttare tutte le stagioni per raccogliere comunque qualche cosa da mangiare. Sottolineiamo qualche cosa da mangiare perché i pescatori una volta erano veramente i poveri fra i poveri, era veramente un'attività di sussistenza, soprattutto nel mese invernale. Quando viene l'inverno, il go, anziché fare come tutti gli altri pesci che quando l'acqua si raffredda verso fine novembre, primi di dicembre, tendono a uscire in mare, il go si scava una tana e rimane tutto l'inverno dentro di questa tana senza mangiare, si iberna e rimane lì. E siccome i go una volta erano abbondantissimi, c'era un grossista del mercato di Rialto che a fine 800 dichiarava che lui ne aveva commerciati fino a settembre di quell'anno 700 quintali, solo lui, ma ne venivano commerciate molte tonnellate di go, era un pesce comunissimo. Il go veniva pescato a mano quando era dentro le tane durante l'inverno, oppure con una rete detta Kebadago, che la vediamo qui in questo modellino del Marella e che la vediamo in questa illustrazione. Praticamente era una piccolissima nassa, questa è una nassa lunga 35 cm, dove viene messa dentro dell'esca e si pianta con una canna, si pianta sul paludo, se ne piantano 30-40, poi si fa il giro e dopo una mezz'oretta si tirano su e dentro di ognuna ci sono 2, 3, 4 go. E quindi i go dopo si mettono dentro di questo recipiente che è come una barchetta tutta forata in modo che rimangono vivi, perché fino al Novecento il problema del mercato era di portare il pesce che fosse, se non vivo, almeno fresco.